Claudio De Cecco e il navigatore Jean Campeis hanno vinto su una Citroën DS3 l'ottavo rally di Maiano, gara disputata tra ieri e l'altro ieri. Al secondo posto Marco Zanier su Renault Clio Williams, sul terzo gradino del podio Thomas Pascoli su Peugeot 207. La vittoria è stata decisa nella decima e ultima prova, con De Cecco che ha guadagnato i secondi decisivi per il successo finale. Nonostante la pioggia, gli spettatori, circa 1500, sono rimasti quasi fino alla fine della gara. Meteo protagonista durante la notte tra sabato e domenica, ha piovuto e il primo giro sulle prove speciali Valcosa, Montecuar e Muris è stato disputato in una mattinata nuvolosa e ventosa e con un fondo scivoloso e sporco. Già dal secondo giro però il percorso si è asciugato e il sole ha ricominciato a scaldare strade e vetture, consentendo un cambio di ritmo. È stata veramente dura, spiega il pilota vincente Claudio De Cecco. Abbiamo spinto al massimo all'ultima prova, sfruttando i 6 secondi di vantaggio su Zanier, ed è andata bene.